Assessore Santoro, dopo il completamento dei lavori di dragaggio del canale Corno, ora iniziano i lavori complementari che rendono tutto l'intervento più completo e funzionale per un uso sicuro del porto. Sì, oggi abbiamo consegnato questi lavori che porteranno ad una larghezza del canale da 25 a 35 metri per la profondità dei 7,50 e che quindi sono complementari proprio perché nell'occasione dei lavori del Corno, che si sono conclusi con l'ordinanza della Capitaneria di Porto, che ringrazio per la disponibilità, il capitano Vinci, abbiamo colto l'occasione proprio per completare questi lavori in un'ottica di maggior funzionalità del porto stesso. Siamo qua il 18 agosto e vediamo che ci sono gru che lavorano e navi che lavorano. È evidente che quindi questo porto è un porto importante per la regione in sé e come elemento di completamento degli altri due porti regionali, Monfalcone e Trieste. E quindi una grande soddisfazione nel dare avvio a questi lavori che dureranno 120 giorni, quindi entro la fine dell'anno ci ritroveremo, proprio perché la regione crede che questo sia uno dei poli sui quali investire.